5 anni di governo. Grazie Massimo Zedda. Fantola, lei ha fatto altre campagne elettorali, sì, come altre ne ha fatto Zedda. Bella come... Cosa, ecco, lunga, bella, faticosa, entusiasmata, cosa resta? Guardi, bella, veramente appassionante, fantastica. Devo dire più bella, più appassionante, più fantastica di quanto immaginassi. Tanto bella che non mi fa sentire la stanchezza. Mi dicono sei stanco in campagna elettorale, sei stancato in campagna elettorale. Io le farei per altri 15 giorni, per un altro mese, perché è così bello incontrare gente e trovare l'entusiasmo dei propri amici, di persone che non conosci, andare nei caffè o andare al mercato o andare per la strada, mettersi a parlare della gente che tu non conosci e probabilmente difficilmente riuscirai poi a ritrovare e comunque parlare con loro, sentire che ti vengono incontro e ti dicono anche i loro problemi, non solo che riguardano la città, anche problemi personali, dandoti una fiducia che supera quella che tu puoi immaginare possa essere con uno estraneo, beh, questo ti dà un entusiasmo e una voglia di continuare la campagna elettorale per un altro mese. Chiedo scusa, vi devo dare solo 60 secondi. Cagliari è ambiente, che vuol dire tutto e niente, però Zedda, ci provi. Sì, sempre che qualcosa rimanga dell'ambiente di Cagliari, visto le devastazioni tra il ripascimento e altro, ma il problema è come valorizzare ciò che è rimasto. Allora, il Poetto, ne abbiamo parlato, gli stagni vanno messe a correre risorse, intelligenze per quanto riguarda il Parco del Moretargius e la città del Sale, e i parchi urbani di Tuvigedo abbiamo parlato. L'altro tema importante, oltre Tuvigedo, il parco di Tuvigedo e il collegamento con tutti gli altri parchi urbani, è come promuovere però questo ambiente che è unico ed è presente nella città di Cagliari nei confronti dei cittadini che possono avere interesse a visitare la città di Cagliari anche dal punto di vista turistico, perché l'ambiente è uno degli elementi che attrae i turisti. Ecco, preservarlo, conservarlo, utilizzarlo e creare opportunità di lavoro attraverso l'ambiente è una delle direttrici che noi seguiremo. Grazie Massimo Zedda. Massimo Fantola, Cagliari e l'ambiente. Si rischia di dire cose già dette e cose ovvie. È chiaro che Cagliari è una città ambientale, lo si vede guardando, girando, passando sull'aereo. Tu vedi che Cagliari è circondata da lagune, da mare, da stagni, è una città verde, è una città che ha parchi, è una città bellissima. Bene, io credo che possa diventare ancora più bella, che possiamo scommettere ancora di più sul verde. Tornando al ragionamento fatto inizialmente, se abbiamo conoscenza bene delle aree cagliaritane, delle aree militari, di cosa può venire fuori, io credo dalle aree militari e con riferimento all'ambiente, io credo che Cagliari possa diventare ancora una città ancora più verde, ancora più ecologica, ancora più vicino all'esigenza di farne una capitale turistica, ambientale del Mediterraneo. Turistica, ambientale, perché l'ambiente è un elemento centrale per attrarre turisti a Cagliari. Allora, informazioni di servizio per la nostra regia. Prossima domanda che presuppone una risposta da 60 secondi, poi ci sarà l'appello finale, avranno 100 secondi a disposizione, quindi prepariamo il countdown. 60 secondi per Massimo Zedda per parlare di una città cosmopolita, solidale, accogliente, lo abbiamo detto anche al telegiornale poco fa. Zedda, arriveranno altri 80 profughi lunedì al Portocanale, troveranno accoglienza a Cagliari ma in tutta la Sardegna. Sì, Cagliari si può caratterizzare in chiave anche economica, di sviluppo economico e culturale nei rapporti con i paesi del Mediterraneo. Noi abbiamo su quel versante fonti di finanziamento europeo. Ricordo che la Regione Sardegna ha ottenuto l'Agenzia di Cooperazione e Sviluppo nel bacino mediterraneo, non se ne è fatto più nulla, che la Regione la passi a Cagliari e faremo noi di Cagliari una città di crocevia del Mediterraneo, di popoli, tradizioni, nel segno dell'accoglienza. Ricordo che Cagliari aveva, nei primi del Novecento si stampavano giornali in lingua araba, aveva la presenza di una camera di commercio sardo-tunisina, insomma scambi commerciali da Barcellona a Istanbul, agli altri paesi che si affacciano nel Mediterraneo, sono gli elementi, insieme all'accoglienza, alla solidarietà che va riservata a coloro che meno hanno e sono in stato di disagio, anche cagliaritani che purtroppo frequentano il centro diocesano di accoglienza che abbiamo visitato in questa campagna elettorale, Grazie, Zedda. in modo tale da avere una
città più felice, insomma. Allora, Fantola, tante anime, tante idee, tante culture diverse, tante religioni diverse in città devono convivere. Come possono convivere? Per fortuna che abbiamo tante culture diverse e tante anime diverse, perché l'immigrazione, la città cosmopolita è una grandissima opportunità per la nostra economia, per la nostra cultura, per il ruolo che ha Cagliari come porta dell'Europa verso l'Africa, dell'Africa verso l'Europa. Per noi è una grandissima fortuna e una grandissima opportunità. Noi dobbiamo, lo dico proprio al di là della disputa politica, dobbiamo diventare una città cosmopolita vera. Cioè una città cosmopolita è una città in cui i cittadini comprendono che siamo diversi, che ci sono etnie diverse e che dobbiamo avere il rispetto gli uni degli altri. Noi di loro e lavorare insieme a loro, loro devono avere il rispetto delle nostre leggi, dei nostri costumi, dei nostri modi e soprattutto dobbiamo generare una sicurezza diffusa su Cagliari, se no la mancanza di sicurezza genera problemi di incomprensione tra le diverse etnie. Grazie Fantola. Allora, con l'entusiasmo che avete mostrato poco fa, con la passione e con la grinta, perché Cagliari dovrebbe scegliere Massimo Zedda? Perché dopo 20 anni degli stessi governi io credo che la città sia stufa, stanca delle solite promesse che vengono ripetute da 20 anni e mai mantenute. Hanno governato gli assessorati al turismo, alla cultura, ai trasporti e non hanno fatto nulla. Questa volta tocca a noi. Tocca a coloro che hanno idee ed energie nuove, progetti, programmi e tocca a una generazione che si affaccia alla politica con l'esperienza di cui è portatrice per governare la città e per consentire ai nonni e ai padri di non avere le preoccupazioni per i nipoti e per i figli, che fuggono dalla città, che scappano dalla città, che non trovano una città accogliente, per avere casa, trasporti, minori costi per quanto riguarda i servizi pubblici, minori costi per quanto riguarda le tasse locali che devono essere abbassate come quella sui rifiuti, in modo tale insomma da creare una città dove i cittadini possano vivere meglio e felici, che sicuramente se questa dovesse essere la città del futuro potranno essere anche felici e contenti i turisti che visiteranno la città di Cagliari. Una città insomma a misura d'uomo. E da parte mia la disponibilità, l'impegno a non stare chiuso nelle stanze del potere ma a continuare quel che è stato fatto in campagna elettorale, un confronto continuo, una discussione, un dialogo con la città per ragionare sui temi e per discutere insieme di come affrontare le questioni aperte, i problemi aperti e di come risolverli. Grazie Massimo Zedda, mancano 10 secondi ma non voglio tediarla insomma. Allora Fantola, perché tutto questo entusiasmo non sia fine a se stesso, ma lei possa essere lunedì sera il sindaco di Cagliari, perché dovrebbero scegliere lei? Perché i cagliaritani hanno capito che Cagliari in questi anni è cambiata ed è migliorata. Solo un cieco, solo uno che è vissuto su Marte non può vedere quanto sia diventata più aperta, più bella, più innovativa Cagliari mantenendo la propria identità. Ma oggi Cagliari deve fare un salto di qualità, deve mettere a reddito le bellezze, le qualità, le valenze che sono state realizzate in questi anni, deve mettere in moto investimenti, imprese, cittadini per dare a Cagliari sviluppo vero, e lavoro vero. Per cui bisogna scommettere, noi abbiamo un progetto che scommette sulle nuove tecnologie, sulla cultura, sulle industrie manufatturiere intorno al porto industriale, sulla cultura e sul turismo, come dicevo, sì, soprattutto sul turismo, proprio perché il turismo è un sistema che alimenta una filiera generale che riguarda tutto il sistema cagliaritano. Questo è il nostro, questo progetto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo dettagliato nei minimi particolari. Un progetto che però pensa allo sviluppo di domani, ma pensa alle povertà di oggi. Siamo un progetto che pensa alle marginalità, alle persone che oggi hanno problemi reali, quelli che si rivolgono ai servizi sociali, quelli che non riescono a tirare avanti. Quindi un progetto che mira a vincere la povertà di domani, ma a alleviare la povertà di oggi. Ci vuole un governo della città concreto, senza padrini e padroni, un governo della città che faccia vincere Cagliari e i cagliaritani. Allora, spero di non mettere in difficoltà la regia, venite accanto a me. Complimenti comunque vada. Complimenti comunque vada.
Ecco la stretta di mano. Lunedì sera uno tra Massimo Zedda e Massimo Fantola sarà il sindaco di Cagliari. In bocca al lupo a tutti e due. Un altro mese. Grazie.